E ecco un'ultima riflessione, la riflessione sulla globalizzazione. E allora, a parte che la globalizzazione adesso da molti punti di vista è in crisi, ma continua dal punto di vista economico, per certi versi continua, ma come si vede per l'isolazionismo americano, per esempio, ma per tanti altri fattori è abbastanza in crisi. E però la globalizzazione anche ha portato a in sostanza una omologazione e a una cancellazione di tutte le precedenti culture per certi versi. Questo è molto funzionale alle multinazionali che non trovano ostacoli a dover spiegare un prodotto o un argomento o qualcosa in un altro paese. Perché? Perché piano piano, attraverso la globalizzazione, vengono cancellate tutte le differenze che fanno però anche del mondo un luogo molto interessante, perché se noi fossimo tutti parlanti anglosassone, avessimo i valori, adesso bisogna iniziare a pensarla così, i valori delle imprese cinesi, perché si sta parlando di un sorpasso anche dal punto di vista tecnologico della Cina, non economico-militare, ma tecnologico. I cinesi si sono visti bloccati con, non so, per esempio Huawei, per esempio, Huawei non ha potuto usare Android, hanno capito che dovevano farsi un proprio sistema operativo e così via. Quindi sia anche dal punto di vista sia software che hardware, la Cina che sforna laureati in queste materie delle nuove tecnologie a milioni, e che studiano seriamente, in Cina si studia seriamente, nel senso che è molto competitivo il sistema scolastico cinese e quindi fa sì che, ecco, molto probabilmente in futuro avremo molte innovazioni sulle nuove tecnologie cinesi e quindi una delle nostre possibilità è anche quella di essere parlare inglese, essere sottoposti alle regole dell'informatica cinese, alle piattaforme americane, è quello che un po' si sta prospettando e che stiamo vedendo tutti. E tra l'altro il posto nel quale come dire, non c'è capacità di reazione su tutti i versanti, anche su quello militare, è proprio l'Europa. Cioè su ogni punto di vista della sfida mondiale, l'Europa e anche il nostro paese è in grande difficoltà, è in grande difficoltà. E quindi, diciamo, è particolarmente interessante il ruolo del Siemen che a livello internazionale invece valorizza proprio le differenze e anche per evitare le guerre, per una convivenza pacifica, perché quando ti cancellano completamente la tua cultura, ti fanno diventare un'altra cosa, magari da popoli che ti hanno già parzialmente sterminato o fisicamente o culturalmente, ecco che, come dire, nascono delle reazioni, pensiamo al terrorismo islamista, pensiamo a quello che sta succedendo, per esempio, in Palestina e così via. Quindi sono delle situazioni nelle quali, Palestina-Israele, situazioni nelle quali come dire, il mondo può diventare un luogo assolutamente non sicuro e non fatto per sviluppare le nostre conoscenze, le nostre competenze e per avere una vita pacifica. Ma ora direi di poter quindi ringraziare con Bon Nadal, moltes gracias e Bon Nadal a Jordi Garrel, presidente del Siemen, per un bel applauso a tutti. E adesso passiamo la parola e iniziamo con la geopolitica hard. La iniziamo con il generale di Corpo d'Armata Roberto Bernardini, che è il nostro consulente come storia per le Forze Armate, è stata la seconda carica, direi, dello Stato per quanto riguarda l'esercito italiano, col comando delle forze operative unificato quando c'era Verona, ma adesso è tornato, no?
Adesso è tornato, ci spiegherà. Corsi e ricorsi. Adesso il generale di Corpo d'Armata, Roberto Bernardini, ci spiegherà qual è la situazione oggi da diversi punti di vista, perché come generale non si è solo occupato di questioni strettamente militari, ma ha svolto anche ruoli di relazioni internazionali in ambasciate, penso per esempio nel Maghreb, in Africa, ha avuto dei ruoli importanti e quindi anche qui sentirete la competenza di uno dei vertici delle nostre forze armate, ma anche della nostra capacità come italiani di stare nel mondo, perché attraverso le forze armate italiane che hanno nell'articolo 11 il punto di riferimento, noi abbiamo anche a volte una diversa percezione quando andiamo a fare le missioni di pace all'estero rispetto ad altri paesi molto più assertivi. Ecco. Beh, allora, buongiorno a tutti. Mi auguro che non siate stanchi perché dopo tutte queste presentazioni magari qualcuno se ne è anche stanchino. Io vi dovrò intrattenere per una mezz'oretta e qualcosa in più anche, per cui regolate il vostro ritmo biologico su questa sopportazione che dovrete avere nei miei confronti. Volevo però, prima di cominciare, fare due chiose. La prima, il professor Cevolino ha detto che parliamo di un contesto di pace. No, cerchiamo di andare. Aspetta, cerchiamo di andare nella direzione. Il contesto non è di pace. Cerchiamo di andare verso la pace. Beh, è una tregua. Dal punto di vista così dell'auspicio sicuramente sì. Però, vedete, se voi considerate il sostantivo pace, di per sé stesso il sostantivo pace non ha nessun senso pratico. Che cos'è la pace? Se andate a cercare nei dizionari di vari paesi, ognuno dà una definizione diversa, comunque molto articolata, perché la pace, storicamente, nella nostra storia dell'umanità, è stata sempre semplicemente un periodo di intervallo fra un conflitto e un altro. Non è mai esistita una situazione di pace perenne come quella che auspicava Fukuyama, quel filosofo americano che aveva decretato la fine della storia perché l'approccio liberale al commercio, eccetera, avrebbe eliminato tutte le guerre. No, non è successo. Quindi quando parliamo di pace stiamo attenti perché è un termine che è abusato secondo me. Si parla di pace in Palestina in questo momento, ma di quale pace stiamo parlando? C'è solo una tregua estremamente fragile che non rappresenta nulla sotto il profilo della pace. Poi vogliamo parlare di pace in Ucraina? Che vuol dire? La situazione in Ucraina, se la analizzate in profondità, e adesso qualcosa vi dirò, è una situazione che non consente di parlare di pace. Anche lì si potrà parlare di sosta nei combattimenti, di tregua, di cessate il fuoco, tutte misure che sì, sono propedeutiche a una situazione un po' più consistente di, tra virgolette, pace, ma che pace non possono essere. Allora, vedete, anche la stessa Pax Romana di cui storicamente si parlava, eccetera, ebbene anche quella era una Pax basata sulla forza di Roma che imponeva con la forza a tutti il proprio volere. Quindi anche quella non era una situazione di pace, perché la pace presuppone che tutti siano coinvolti in questo, tra virgolette, sentimento o l'altro. Ecco, quindi attenzione quando usiamo determinati termini di usarli in maniera appropriata perché poi magari sviano il contesto. La seconda chiosa che volevo fare era, ringrazio il senatore Sonego per quello che ha detto prima, però volevo chiarirvi, io ho comandato anche l'Accademia Militare di Modena. Sono stati 2 anni bellissimi, ero il rettore dell'Università Militare, tra l'altro. Per cui l'Università di Modena da sempre collabora in maniera sostanziale perché da queste università prende la possibilità di conferire delle lauree, collabora con l'Università di Bologna, con l'Università di Modena, con l'Università di Torino, con l'Università della Tuscia nel Viterbese, eccetera, eccetera. Quindi
il rapporto tra l'Accademia di Modena come corsi organizzati e queste università è già da decenni, quantomeno dopo la Seconda Guerra Mondiale in misura significativa, presente. E allora quello che non si è capito è perché l'Università di Bologna, che ha sempre collaborato con l'Accademia di Modena, che ha fornito insegnanti, professori, organizzato corsi, in questo caso si sia tirata indietro. Probabilmente ci sono altre motivazioni che vanno al di là di quelle della collaborazione di altro. Probabilmente questi atenei in questo periodo storico si trovano un po' in difficoltà anche a gestire, che ne so, determinate derive culturali, eccetera, che sono nuove e probabilmente non sono preparati a farlo. Certo che un rifiuto motivato, così come è stato motivato ad organizzare un corso per 15 allievi ufficiali dell'Accademia di Modena, che ovviamente non possono prendere il treno la mattina e andare da Modena a Bologna a fare questo corso, perché loro hanno tutto un programma giornaliero in cui si infila l'ora di filosofia come si voleva nell'ambito di tutto un programma che dura almeno 12 ore al giorno. Per cui non c'era possibilità di dire venite a Bologna a fare questa cosa, non è possibile. Ecco, il rifiuto non si è capito perché, qualcuno dovrà dirlo, anche perché, vedete, le forze armate in linea generale sono una delle principali istituzioni dello Stato. Per cui voglio dire, l'università è università statale, non sono università private o cose di questo genere. Per cui non si capisce perché lo Stato non possa decidere qualcosa nell'ambito di strutture che sono sue. Ecco, c'è tutto quanto un qualche cosa che dovrebbe essere chiarito, anche perché i rapporti tra le istituzioni in un paese democratico sono alla base del vivere civile e della, diciamo, libera convivenza tra le varie culture. Insomma. Ecco, questo volevo dire. Adesso invece parliamo dell'argomento del quale dobbiamo parlare, quindi questa mezz'oretta e poco più ve la ruberò. Allora, mi è stato chiesto di fare un resoconto un pochino generale su quelli che sono i principali problemi che nel mondo dobbiamo affrontare, ma soprattutto i principali problemi che rappresentano motivo di squilibrio nell'ambito dell'organizzazione della leadership a livello mondiale, ma anche delle relazioni tra gli stati che in questo momento contano di più e che quindi impongono al resto del mondo le loro scelte. Quindi io ho titolato questa mia esposizione "Il mondo ha perso l'equilibrio". Vedete, la fase storica che stiamo vivendo è a dir poco preoccupante. Perché? Perché presenta delle derive che sono veramente spaventose per chi era abituato ad altri sistemi e ad altre regole. La democrazia in Occidente appare molto, molto stanca, non è più vivace come una volta, non è più in grado di produrre, diciamo così, quello che ci si aspetta da una democrazia. E questo perché? Ma perché si è consolidato, soprattutto in Europa, ma anche in altre parti del mondo, un sistema che è sociale, economico e politico, che è squilibrato, non è più in equilibrio come era forse una volta. Perché? Ma perché nell'ambito di questo sistema i principi etici che dovrebbero anche in parte, diciamo così, supportare l'idea stessa di una democrazia, sono stati molto annacquati, in molti casi sono stati messi da parte e purtroppo in questo momento sono da molti, da alcuni quantomeno, considerati quasi degli ostacoli e dei nemici da combattere. I principi sui quali si basava il mondo fino a poco tempo fa sono diventati dei principi da combattere perché non si accettano più. Ora, vedete, gli analisti di geopolitica e di relazioni internazionali che si cimentano oggi quotidianamente nell'interpretazione di questi fatti nuovi nel mondo, si trovano in grande difficoltà. Perché? Perché si devono misurare con un mondo che non ha più regole.
un mondo dove tutto quello che era regola è stato buttato per aria e devono interpretare questi analisti i fatti del mondo in maniera assolutamente nuova, senza avere gli strumenti necessari per poterlo fare. Ora, questo accade forse non solo perché il processo di evoluzione o anche di involuzione, se vogliamo, delle regole che governano il mondo ha assunto una corsa frenetica, cioè si cambia tutto molto, molto, molto rapidamente. Forse nemmeno perché l'organizzazione di questa leadership mondiale di cui tanto parliamo ha subito forti scossoni ed è un pochino, diciamo così, in crisi, va bene. Ma piuttosto forse dobbiamo considerare perché la velocità che hanno assunto gli eventi in questo momento storico è veramente fantastica, qualcuno dice anche eccessiva. Anche i governanti agiscono di impulso e quando pensiamo a questo non pensiamo solo al comportamento del decisionista presidente Trump degli Stati Uniti, che ovviamente va veloce come un businessman più che come uno statista, a velocità, oggi decide una cosa, domani mattina l'ha cambiata, ne prende un'altra. Però, insomma, oltre a questo decisionismo rapido ci sono anche altre cause, per esempio quello dell'inefficienza degli organismi internazionali che in questo momento sono tutti sotto schiaffo, diciamo, prima fra tutte le Nazioni Unite, organismi internazionali che bene o male nel recente passato regolavano un pochino le questioni attinenti all'economia, alla sicurezza del mondo, alla giustizia, ai diritti dell'uomo. Oggi di tutto questo non si parla più, non esiste più nulla. Qualcuno li tira fuori, per esempio, i diritti dell'uomo, i diritti umani, eccetera, però vengono messi da parte perché ci sono altre cose più importanti in questo momento di quanto non siano considerati i diritti umani. E questo lo vediamo tutti i giorni. E questo ovviamente dispiace chi ha un minimo di sensibilità. Tutto questo è finito. Perché? Ma perché siamo anche in attesa di una nuova leadership mondiale che si occupi non solo di se stessa magari, ma di tutti, visto che in questo discorso gli Stati Uniti hanno fatto un pochino marcia indietro e ora sono orientati anche loro a un nuovo modello prioritario di confronto economico strategico che è quello con la Cina. Cioè gli Stati Uniti hanno abbandonato la loro funzione di gendarmi del mondo e di, diciamo così, conduttori del vapore del pianeta perché hanno deciso di dedicarsi a un unico obiettivo che è quello di contrapposizione con la Cina. E allora vedete anche la tregua di Gaza che Trump dice merito mio, eccetera, eccetera, è venuta fuori semplicemente, questo lo dicono gli analisti, semplicemente non perché si volesse la pace, non perché ci fosse grande pietà per le stragi e tutto quello che è successo, semplicemente perché il Presidente degli Stati Uniti e gli Stati Uniti erano in difficoltà nei loro affari con i paesi del Golfo. E questa è una realtà, quindi abbiamo cercato di fare una rapidissima tregua che, come dirò dopo, è proprio messa sopra le sabbie mobili, giusto perché c'è da riprendere il business internazionale. E allora, vedete, senza perdersi in ideologie, in principi etici, morali, Trump gestisce gli Stati Uniti come un'azienda, segue logiche completamente diverse da quelle, per esempio, che vengono seguite in Europa dai nostri governi, che sono molto più legati alla politica, ai principi che al profitto. Perché ovviamente se i governi europei in questo periodo storico difficile, guerra in Ucraina, eccetera, eccetera, avessero pensato al profitto dell'Europa piuttosto che alla giustizia e alle altre cose, avremmo avuto meno problemi sotto il profilo economico. Però noi abbiamo una cultura in Europa che è diversa da quella degli Stati Uniti. Il presidente Trump è un pragmatico, non ha scrupoli, usa la sua forza economica e militare per risolvere i problemi che gli impediscono di prosperare nei business per gli Stati Uniti e nella crescita economica del suo paese. Quindi il concetto MAGA di cui avete tutti sentito parlare.
Le guerre che non sono sue le vuole chiudere subito perché sono un impedimento economico, le vuole stoppare, e però le vuole stoppare a modo suo. Vi ricordate quando ha detto in 24 ore io chiuderò tutte le guerre, eccetera? È passato un anno e ancora non ci siamo riusciti. Ora, vedete, questo rispetto delle regole di cui abbiamo parlato ha portato anche a una sorta di anarchia internazionale. È uno stato di squilibrio che preoccupa ovviamente tutti, perché come spesso accade, quando un vecchio assetto perde di valore e ancora però non c'è un altro assetto che possa sostituirlo, che cosa succede? Succede che si determina una zona grigia, instabile, insicura, in cui ogni attore si ritiene libero di perseguire i propri obiettivi senza il rispetto di alcuna regola o di alcun principio. Ed è esattamente quello che sta succedendo in questo momento nel mondo, in cui stiamo vivendo questa sorta di anarchia internazionale. Allora, le prime vittime di tutto questo sono le istituzioni internazionali sovranazionali, che sono state tutte quante messe da parte e tacitate. Sono state marginalizzate anche dal riemergere aggressivo dell'uso indiscriminato della forza militare, ma anche della forza economica, come unici mezzi per la risoluzione dei conflitti. I conflitti ne abbiamo tanti, ne abbiamo 56 attivi nel mondo in questo momento. Ricordiamoci il conflitto dei 12 giorni con l'Iran, Gaza, l'Ucraina, la Thailandia, Myanmar, il Sudan e tanti altri conflitti in corso dove oggi si combatte. Tutto è stato messo sotto il profilo della forza militare. Allora questo ritorno della guerra in Europa chiude quella lunga era che dal secondo conflitto mondiale ad oggi aveva affidato in qualche misura, per quanto riguarda l'Europa, alla politica e alla diplomazia il compito di garantire al mondo stabilità e sicurezza. Non c'è più nemmeno questo. Certo, anche negli ultimi decenni comunque qualche conflitto c'è stato, però non era mai successo. Erano conflitti più che altro limitati ad aree geografiche e a determinati attori, ma non era mai successo che le grandi potenze fossero coinvolte direttamente, come per la Russia, o indirettamente, come per gli Stati Uniti, in questi conflitti. Tutti prima riconoscevano a queste istituzioni internazionali un ruolo di mediazione e pacificazione, che dava comunque l'impressione che ci fosse qualcuno che pensasse un pochino ai problemi del mondo, nell'interesse comune di tutti. Tutto questo adesso non è più, è sparito in pochissimo tempo, è un mondo che è dietro di noi. Tanto è vero che oggi si parla, per esempio, di guerra da parte dei governanti in Europa, cosa che fino a qualche anno fa era impossibile assolutamente fare. Il solo pronunciare la parola guerra in Europa ti faceva uscire da ogni realtà. E oggi, sentite, dalla van der Leyen in giù, tutti parlano di guerra come se fosse l'unica attività che ci riguarda in questo periodo. E allora ci viene da chiederci, ma come mai questo fallimento del mondo che tutto sommato ci andava bene? Questo fallimento degli organismi internazionali che proprio il mondo liberale aveva voluto costituire per la gestione dei problemi e la loro soluzione? Beh, diciamo che la colpa è un pochino delle grandi potenze da questo punto di vista, siamo sinceri. Perché? Ma perché Stati Uniti, Cina, Russia ed altri paesi significativi, fra quelli emergenti, da un lato hanno firmato degli accordi internazionali per le regole, per la Corte internazionale, la Corte internazionale dell'AIA e tutto quanto il discorso, dopodiché non hanno ratificato quello che avevano firmato, per cui sono usciti da questo discorso. Per cui quando la Corte Penale Internazionale condanna il presidente Netanyahu per crimini contro l'umanità, eccetera, eccetera, e il presidente Netanyahu risponde: ma io a te non ti ho mai riconosciuto come tribunale, per cui non siamo in sintonia per poter ragionare. E questo vale anche per gli Stati Uniti, vale per la Cina, vale per la Russia, che non hanno assolutamente firmato questi trattati. E allora il fatto che soprattutto le grandi potenze non abbiano ratificato questi trattati ha portato poi a una deriva da parte dei paesi minori che hanno seguito
quello che avevano fatto i paesi di loro riferimento, quindi chi faceva riferimento agli Stati Uniti, chi alla Russia, eccetera, eccetera. Titolo di esempio per quanto riguarda i conflitti, responsabilità. Beh, la guerra in Ucraina, beh, ovviamente è facile dirlo, la prima responsabilità della guerra in Ucraina è attribuita al presidente Putin perché è lui che ha invaso l'Ucraina e ha deciso di farlo. Va bene. Quindi lui ha voluto in questa maniera riaffermare il ruolo di grande potenza della Russia, che era stato messo un pochino in disuso, e dopo alcuni tentativi fatti negli anni 2010, 2011 fino al 2014 a livello diplomatico andati male, non ha esitato ad aggredire l'Ucraina, violando tutte le regole di cui parlavamo prima, tutti gli accordi internazionali che invece sancivano il rispetto della sovranità di ogni paese. Questo per confermare il fatto che delle regole al mondo attuale non interessa più a nessuno. Ora, ovviamente, questa è l'apparenza che emerge, ci sono anche altre motivazioni molto più, diciamo così, complesse, il discorso è complesso, però questa è la realtà. Lo stesso la guerra di Gaza, citiamo il conflitto. Bene, anche questa guerra che ha sconvolto Gaza e il Medio Oriente, anche se ha radici antiche, anche qui molto complesse, diciamo che è stata favorita da questa situazione di squilibrio e di anarchia internazionale. Perché? Ma perché Hamas ha pensato di poter scatenare il massacro del 7 ottobre scommettendo, in questo caso, probabilmente, sull'incapacità di reazione della comunità internazionale. E quindi poi Netanyahu, proprio forte di questa convinzione, ha trasformato il legittimo diritto all'autodifesa che aveva Israele in una punizione collettiva di un intero popolo, e nessuno è insorto, se non così chiacchiere e manifestazioni, ma nessuna coalizione internazionale si è messa in moto per fermare, diciamo così, questa azione militare che loro hanno dovuto, voluto, potuto condurre. Ora la tregua a Gaza c'è, i motivi li abbiamo detti, però sarà molto difficile che si giunga a una situazione di tregua stabile. Ma perché? Perché se andate a studiare un pochino la situazione del popolo palestinese, esistono 14 fazioni che sono in contrasto continuo tra di loro, sia in Palestina che al di fuori della Palestina, in Libano, eccetera, che si sono sempre combattute. Lo stesso Hamas ha cacciato l'autorità nazionale palestinese dalla striscia di Gaza, confinandola in Cisgiordania e quindi assumendo, ecco, vedete, anche questo non depone molto a favore della possibilità di creare una situazione di pace, perché una delle due parti è estremamente divisa. E questo ci preoccupa alquanto. Ma poi cosa c'è? C'è anche la guerra economica, perché un'altra causa di questo squilibrio internazionale va ricercata nella guerra economica che è stata lanciata dagli Stati Uniti. Guerra economica, attenzione, che è altrettanto letale della guerra guerreggiata, anzi forse di più, perché distruggendo l'economia di un paese, altro che genocidio si compie e si porta la gente veramente a morire di fame. Cosa che sta succedendo, per esempio, in alcuni paesi dell'Africa che adesso non citiamo. Poi dopo questa offensiva sui dazi che ha lanciato il presidente Trump, anche questo, il dazio, è una forma di arma molto molto efficace, direi, perché lui con i dazi è riuscito a dissestare tutte quante le relazioni commerciali, a delegittimare il sistema economico in atto e anche direttamente a delegittimare tutte le organizzazioni internazionali ed organismi che erano legati al mondo economico, al mondo dei commerci, eccetera, eccetera, eccetera. Per di più ha deciso il sistema MAGA di privilegiare i rapporti bilaterali con gli stati, per esempio con Cina e con Russia, cioè con le grandi potenze che sono quelle con le quali vuole parlare, va bene? E da questo deriva il fatto che non ci sono più rapporti, per esempio, con l'Unione Europea in quanto tale. Anche sotto il profilo economico, lui vuole parlare con l'Italia, vuole parlare, avete visto
quel gioco dei dazi che è uscito fuori appena ha cominciato a fare questo giochetto, no? Faceva con l'Inghilterra, poi il whisky 100%, il giorno dopo 5%, la Germania qua, l'Italia qua, la mortadella, faceva un discorso assolutamente bilaterale, perché non si vuole più avere un multilateralismo che porti a degli accordi che valgono non solo per i singoli paesi, ma anche per delle comunità, tipo la comunità europea, eccetera, eccetera. Ora, vedete, anche questo è un motivo di squilibrio per il mondo che stiamo vivendo, ma poi c'è anche l'Alleanza Atlantica che vacilla, e magari dopo ne parliamo un attimo, eccetera. Per di più il presidente Trump, dal peso di leader internazionale ancora in carica, se vogliamo, ancora titolare dell'impero americano, come lo definisce Caracciolo, eccetera. Bene, allora molto rapidamente, avete letto, forse no, comunque ve lo riassumo rapidamente, il documento che gli Stati Uniti hanno, 33 pagine, hanno diramato per quanto riguarda la nuova strategia nazionale degli Stati Uniti. Bene. È firmato dal presidente Trump, e lì dice che la civiltà europea e lo stile di vita del continente europeo sono a rischio di cancellazione, dice il presidente Trump, a causa di decenni di declino economico internazionale, di censura politica e immigrazione, oltre allo scarso impegno militare. Questa è la pagella che gli Stati Uniti hanno fatto dell'Europa. Il testo poi traccia una svolta assolutamente dirompente della politica estera degli Stati Uniti e di Trump, un riposizionamento degli interessi geopolitici di Washington basato sull'America First, e questo l'avevamo capito, lo sapevamo. Ma soprattutto, è quello che ci riguarda, è che sancisce e scrive l'abbandono della funzione protettiva degli Stati Uniti nei confronti dell'Europa, dal punto di vista militare, ma anche dal punto di vista economico, eccetera, eccetera. E allora nel rapporto c'è scritto: se le tendenze attuali dovessero continuare, il continente sarà irriconoscibile tra 20 anni o meno. Dice che noi scompariremo se continuiamo a comportarci in questa maniera. Beato lui. Richiama, per quanto riguarda la difesa degli Stati Uniti, la dottrina Monroe, che se andate a vederla voi nel 1820, fu una dottrina diramata dal presidente Monroe, che era in carica all'epoca, per la difesa degli Stati Uniti dagli attacchi che all'epoca erano significativi dell'Europa alle colonie americane, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo dire che noi abbiamo avuto un grosso lutto in famiglia. Abbiamo perso il grande fratello che avevamo durante la guerra fredda. Il grande fratello americano sembra che non ci sia più. Dopodiché il documento divaga, e lo vedremo dopo, sull'Asia, sul rapporto con la Cina, eccetera, eccetera. E secondo lui Pechino è stata favorita troppo e bisogna rimettere a posto anche Pechino. Il colpo più duro comunque è rivolto al vecchio continente, come abbiamo detto, che viene lasciato solo in questo momento a fronteggiare le minacce di Mosca. Questo perché lui dice che è obbligatorio consentire all'Europa di camminare con le proprie gambe e operare come un gruppo di nazioni sovrane, allineate, anche assumendosi la responsabilità primaria della propria difesa per non essere sottomessa. Ragazzi, è un'altra affermazione di infantilismo europeo nei confronti di quello che ritiene lui che sia quello che si debba fare. Dopodiché viene detto ugualmente che l'inattivismo europeo ha creato grossi problemi con l'immigrazione, dice che non abbiamo saputo gestire il problema dell'immigrazione, per cui ci troviamo in difficoltà. E dopodiché vengono attaccati anche, diciamo così, gli oppositori politici dei governi in carica in Europa, eccetera, eccetera. E quindi si dice anche che comunque gli Stati Uniti finiranno questa storia di questa guerra in Ucraina, che non è la loro guerra, e vedranno di rimettere a posto le cose. E allora diciamo che dice anche una cosa estremamente grave, dice che i leader europei nutrono aspettative irrealistiche per la guerra in Ucraina. Cioè
lui non è assolutamente d'accordo sul fatto che noi in Europa si voglia sostenere l'Ucraina. Bene. Allo stesso tempo però è in contraddizione perché si rende conto che non può buttare l'Europa proprio tutta quanta nel cestino all'improvviso, eccetera, eccetera, ci vorranno anni se vorrà farlo, e poi dice che comunque gli Stati Uniti continueranno a vedere cosa ritengono di fare con il nostro paese, eccetera, eccetera. Allora diciamo meno male, però devo dire che le prospettive per quanto riguarda l'Europa in questa situazione non sono rosee, perché diciamo che almeno con questa amministrazione non avremo grandi soddisfazioni. La NATO, abbiamo detto prima, e la difesa europea, molto rapidamente. Una NATO europea, qualcuno ha tirato fuori il discorso, facciamo la NATO europea. Ma io dico che è estremamente improbabile che lo si possa fare, perché? Beh, che gli europei debbano partecipare con proprie spese alla gestione dell'attuale NATO perché rimanga in grado di difendersi, su questo non ci sono dubbi, su questo Trump aveva ragione, noi abbiamo sempre pagato pochi soldi per quanto riguarda la nostra difesa e gli Stati Uniti ci hanno fatto capire che è ora che paghiamo un pochino di più e questo è legittimo. Però tra europei si parla di un'altra utopia, di questa difesa europea. Io ci ho lavorato dentro questo settore per tanti anni, non si è mai parlato di costruire un'altra NATO europea, anche perché, ragazzi, i costi di un'organizzazione tipo quella che abbiamo messo in piedi in questi 60-70 anni nella NATO sono talmente elevati che sono inavvicinabili. Noi non abbiamo come Europa i soldi per poter creare una struttura di questo genere, per cui la NATO europea per il momento, a meno che non diventiamo ricchissimi, non esiste e non può esistere. Sono costi non sostenibili, per cui quando sento dire anche in televisione, nei talk show, parlano in libertà, dobbiamo fare la difesa europea mentre c'è... No, dobbiamo fare in modo che i nostri paesi abbiano capacità individuali di difesa, ogni partner dell'Unione Europea e quindi anche della NATO, da mettere insieme nell'ambito dell'organizzazione dell'Alleanza Atlantica che è pronta e funziona ed efficace, che non si può buttare via semplicemente perché vogliamo abbandonare il discorso. Ma poi ragioniamo un attimo. Stiamo ragionando di contrapporci come Europa e quindi come grande futura potenza a paesi tipo la Russia, a paesi tipo la Cina, a paesi tipo l'India, tutti paesi che hanno una deterrenza nucleare significativa. Senza la deterrenza nucleare americana, noi praticamente saremmo una potenza disarmata. Avremmo sì più carri armati, ma non quel rispetto internazionale che viene dato alle nazioni che godono di questa deterrenza. E voi vedete che anche la Russia in questo periodo, tutti quanti dicono che è distrutta sotto il profilo convenzionale, però siccome è la più grande potenza nucleare al mondo, nessuno va oltre da questo punto di vista. E questo è importante. Squilibri, ma gli squilibri poi sono estesi anche in tutto il mondo. Perché diciamo che molti dei paesi che prima non contavano niente nel mondo adesso ci hanno fatto sapere e adesso ci siamo anche noi. Questo è un messaggio semplice, però chiaro, che è emerso dall'ultimo vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, lo SCO, avrete letto, che si è svolto in Cina. Un incontro che ha visto la presenza di decine di rappresentanti di Stato e di governo di Asia, Africa, America Latina, tutti in testa con i leader di Cina, Russia e India. E non erano membri, era tutta gente che ha chiesto di partecipare a questo consesso per poter capire di che cosa si trattasse. Sono tutti impegnati comunque questi paesi a dare addosso all'ex leadership occidentale per sviluppare un ambizioso progetto che hanno, che è quello di creare una leadership mondiale diversa, non più basata sul dollaro, non più basata sui principi dell'Occidente, ma basata sulle esigenze di tutti i paesi del mondo. E qualcuno dice che sotto un certo profilo questo è anche giusto. Quindi c'è un progetto di nuova leadership mondiale. Allora le nazioni del Global South, come viene chiamato, il sud globale, cioè l'ex terzo mondo,
Hanno deciso di fare così perché, mi chiederete? Hanno deciso di fare così perché hanno gradualmente perso ogni fiducia nell'Occidente, per cui ora rivendicano un diverso spazio, un diverso ruolo, vogliono fare da soli, magari con l'aiuto della Cina, della Russia e dei paesi che noi avversiamo. L'Occidente, inteso non solo come spazio geografico, ma anche come spazio storico, filosofico e valoriale, pieno di valori, avrebbe, secondo molti di questi stati, tradito le 3 promesse fondamentali che aveva fatto ai paesi del terzo mondo. Le 3 promesse erano libertà, prosperità e pace. Libertà, oggi risulta statisticamente che solo il 20% della popolazione mondiale gode dei diritti umani e purtroppo ci sono molti regimi liberali che sono in crescita. La prosperità, la prosperità nella quale credevamo è finita nel 2008 con la grande crisi economica seguita al fallimento della Lehman Brothers, che poi è stata diffusa questa crisi in tutto il mondo e tutti ne hanno avuto, per cui soprattutto i paesi dell'ex terzo mondo sono stati penalizzati. La pace. La pace abbiamo visto che, diciamo, mentre la globalizzazione doveva rendere i conflitti come un ricordo lontano, abbiamo visto che è tornata la guerra anche in Europa, per cui non occorre che diciamo altro. E allora tutti questi risultati, che non sono stati molto gratificanti per questo sud globale, hanno portato alla perdita di fiducia nell'Occidente. E poi dopo però c'è anche l'aumento della violenza del mondo, perché con le armi facilmente reperibili come è attualmente, molti movimenti e anche non stati si sono armati. Guardate gli Houthi, per esempio, gli attacchi che fanno alle navi che arrivano da quelle parti nel Golfo, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che c'è un vero caos anche da questo punto di vista, perché non si capisce più chi conta e chi non conta, chi può contare, chi influisce e a chi ci si deve riferire per quello che si vuole fare. Per cui diciamo che tutti questi paesi sono alla ricerca di una propria posizione, soprattutto l'India, soprattutto la Cina, anche la Russia, ma l'ha fatto da tanto tempo, stanno cercando di estendere le proprie aree di influenza da grandi potenze nel mondo per accaparrarsi il consenso di questi stati. L'Unione Europea. L'Unione Europea ha dimostrato purtroppo di essere incapace di proiettare influenza nei confronti degli stati per prevenire, per gestire e risolvere le questioni internazionali. Non siamo stati capaci di fare molto da questo punto di vista. Questo Trump l'ha ripetuto, cioè ci ha trattato anche qui come degli scolaretti, ha detto non siete stati capaci di fare assolutamente niente. Questi paesi emergenti nel panorama mondiale, non solo Cina e India come abbiamo detto, ma anche tutta una serie di altri stati che vogliono, diciamo così, essere presenti ed essere attori attivi. E quindi è successo che, muovendo da questo scenario di volontà, in pochi anni si è creato il cartello dei BRICS. Sapete, i BRICS è quell'associazione inizialmente composta da 5 paesi, Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, ma poi al vertice di Kazan in Russia si sono sommati vari altri paesi e adesso rappresentano parecchio nel mondo, soprattutto hanno una rappresentatività nel PIL mondiale quasi uguale a quella dell'Occidente. E poi dopo c'è anche questo SCO, lo Shanghai Cooperation Association, di cui vi ho parlato prima, che nel vertice di Tianjin hanno poi rappresentato un salto in avanti sotto il profilo politico. Il presidente della Cina ha detto che nel 2049 sarà la Cina in capo al mondo e siccome i cinesi sono abbastanza così taglienti nelle loro cose, dobbiamo temere che così sarà. E allora che cosa facciamo? Ci preoccupiamo di tutto questo? Beh, certo, ci dobbiamo sicuramente preoccupare, perché è uno scenario che sfida l'Occidente in maniera questa volta significativa e senza nulla togliere alle nostre capacità, cerca di abbatterle una per una. E quindi diciamo che
l'Occidente, se non investe in capacità di reazione da questo punto di vista, sia dal punto di vista militare, economico e sociale, eccetera, sarà in difficoltà. Ci sono due scelte essenziali che l'Europa non può disattendere, queste ve le butto lì. La prima è affermare una propria autonomia strategica sotto il profilo politico, cioè serve una integrazione politica degli Stati europei in maniera tale che quando parla l'Europa parli veramente a nome di tutti gli Stati che aderiscono all'Unione Europea. Oggi come oggi in politica estera ognuno fa quello che vuole e se la politica estera non è comune, immaginate voi quale intervento di tipo militare si può condurre se non abbiamo un unico scopo da parte di tutta l'Unione Europea? Non esiste. La seconda scelta è quella di rivolgersi ai paesi del terzo mondo che in questo momento si stanno rivolgendo alla Cina, si stanno rivolgendo alla Russia, agli altri paesi, per riacquistare credibilità sotto il profilo economico. Il nostro governo sta tentando di fare qualcosa con il piano Mattei, di cui avrete sentito parlare. Bene, potrebbe essere un inizio di questo tipo di collaborazione che è significativa. Ma poi non dimentichiamoci che l'Europa è una grande potenza, siamo 500 milioni di abitanti, grande potenza demografica. È una grande potenza economica, anche se l'economia è un pochino sparsa e suddivisa nei vari paesi, per cui ci sono delle perdite e delle spese che sono al di fuori di ogni regola. E allora in questo l'Europa deve un pochino darsi da fare perché è compito dell'Europa anche difendere la libertà, non solo in Europa, ma di esportare anche dei sistemi in linea con la nostra cultura, che è diversa da quella americana, per aiutare il mondo a rimanere, tra virgolette, come dicevamo prima, in pace il più possibile per poter, diciamo, potersi sviluppare sotto il profilo economico, sotto il profilo culturale, sotto il profilo della vita dei cittadini, perché lo scopo questo deve essere, migliorare la vita dei popoli, non tanto quello di vincere le guerre. Allora diciamo che se non ci attrezziamo per tutto questo, rischiamo noi europei di rimanere intrappolati e quindi anche perdenti in questa guerra commerciale fra Stati Uniti e il resto del mondo, ma anche in questa guerra, tra virgolette, di capacità militare che tutti si stanno attrezzando per avere e che l'Europa ancora non ha deciso di lanciare. Trump non vuole tra i piedi più l'Europa perché per lui è un peso. Devo dire che è anche un nemico economico, se vogliamo, un pochino degli Stati Uniti e l'Europa, perché noi con la potenza economica che potremmo avere e sviluppare potremmo mettere in difficoltà gli Stati Uniti che hanno rinunciato alla manifattura, per cui voglio dire anche questo potrebbe essere importante. Cosa voglio dire per finire? Che l'Europa è obbligata ad essere protagonista. Le guerre ci impongono di essere un elemento di stabilità anche a livello internazionale e quindi diciamo che serve un'Europa capace di stare al passo con i problemi che si stanno sviluppando nel mondo, di essere protagonista. Oggi purtroppo ancora non lo è. Quindi l'alternativa qual è a tutto questo? Se non facciamo tutto quello che abbiamo elencato, vuol dire che dovremo consegnarci alla marginalità, al declino, alla sudditanza e nel suo rapporto il presidente Trump l'ha specificato molto bene. Quanto tempo ancora? Sì, per finire. Per finire. Voglio farvi un accenno per quanto riguarda la Cina perché è importante. Allora, è in pole position in questo momento per una nuova leadership mondiale, non c'è niente da fare. Se una alternanza ci sarà o dovesse esserci tra Stati Uniti e qualcun altro, in questo momento è la Cina. Ma la Cina ha un approccio completamente diverso che va contro l'approccio unilateralista americano di Trump, eccetera. Se voi vedete cosa scrivono i think tank internazionali e anche le riviste internazionali importanti sulla Cina, diciamo che dicono che il dragone è considerato non solo in questo momento come una grande potenza globale, stabile, ma in ascesa, ma anche
un mosaico complesso di varie sfide interne, di proiezioni internazionali, che riflettono questa natura dinamica, anche se a volte contraddittoria, devo dire, della sua geopolitica e strategia. Cioè noi continuiamo con una vecchia politica tipo guerra fredda, anche in Europa. Loro già hanno fatto dei salti in avanti e hanno capito che il mondo è cambiato e che anche la geopolitica deve avere dei principi completamente diversi. Tanto è vero che 10 anni fa hanno lanciato un programma economico di sviluppo molto importante che si chiama Made in China 2025. Questo piano, in maniera lungimirante, individuava 10 settori di investimento, tra cui energia, semiconduttori, automazione industriale, materiali high-tech, eccetera, eccetera. Mirava a fare che cosa? A potenziare la produzione cinese in questi e in altri settori e quindi a ridurre automaticamente la dipendenza della Cina dalle importazioni, dalle imprese straniere e quindi anche allo stesso tempo per migliorare la competitività delle aziende cinesi sui mercati globali. E vi posso dire che ha ottenuto dei grossi risultati, pur in mezzo a problemi che ci sono stati, un calo della crescita, però continuano a fare questo discorso. Mi sono occupato recentemente per un'associazione di Milano della Cina proprio e vi posso dire che dagli studi che ho fatto questo appare assolutamente vero, cioè la Cina è in una posizione di grande capacità da questo punto di vista. Tanto è vero che è leader mondiale nei veicoli elettrici, nella produzione di energia da tecnologie pulite, ma è anche dominante per esempio nei droni, nell'automazione industriale e in altri prodotti elettronici. Quindi è diventata dominante. Quindi una crescita globale che non è stata solo scientifica, economica, tecnologica, ma anche geopolitica, favorita purtroppo improvvidamente dall'Occidente che è stato a guardare da questo punto di vista. Insomma, solo pochi anni fa sarebbe sembrato assolutamente impossibile a tutti noi ipotizzare un asse tra la Cina, la Corea del Nord e la Russia, tra India e Cina. Bene, senza che l'Occidente abbia fatto nulla, loro sono riusciti a riallacciare questi contatti che sono importanti e strategici non solo per l'Asia Pacifico, ma anche per tutto il mondo. Ma poi cosa è successo? Siamo riusciti anche a consentire che si riunissero sotto le gonne della Cina, diciamo, tutte le nazioni africane, asiatiche, dell'America Latina, che prima guardavano al nostro modello occidentale liberal democratico, con il quale loro dicono li abbiamo traditi, e adesso guardano assolutamente dall'altra parte. Allora, anche qui c'è qualcuno che vuole insegnarci come si fa. La Cina adesso ci pensa lei e con larga parte del terzo mondo vuole averci a che fare direttamente per aiutarli, tra virgolette, anche se sappiamo che in geopolitica e in relazioni internazionali nessuno fa niente a gratis, come si suol dire. Anche gli Stati Uniti, Kissinger disse una volta in un consesso internazionale, gli Stati Uniti non sono un ente di beneficenza, cioè ogni cosa che fanno la fanno per il proprio tornaconto, se poi dopo serve anche agli altri va bene lo stesso, però è così. Lo abbiamo visto anche con tutti i disimpegni che gli Stati Uniti hanno realizzato nel tempo. Chi non li conosceva pensava chissà che. Hanno lasciato l'Afghanistan, hanno lasciato l'Iraq, hanno lasciato la Siria, tutto quanto, perché non erano più funzionali ai loro interessi. Quindi la politica maga di Trump non è nata con Trump, fa parte della storia e della cultura di tutta quanta l'organizzazione americana da sempre. Qualcuno pensava che fossero quelli che facevano beneficenza, non è mai stato così. Il modello cinese qual è? Rapidamente, una nuova forma di governance globale basata su principi, attenzione, che contribuiscono ad accreditare la Cina come un attore responsabile, un promotore di pace, tra virgolette, stabilità e progresso su scala regionale e globale. Cioè l'opposto di quello che dice Trump, ma la stessa cosa che volevamo fare noi con il sistema liberale lanciato qualche decennio fa. Allora queste due organizzazioni, lo SCO che dicevo prima, la Shanghai Cooperation Organization e i BRICS,
funzionano in questa direzione e hanno l'obiettivo di garantire pace e sicurezza da un lato, e poi dopo ci sono i BRICS invece che devono promuovere la cooperazione economica di alto livello. Quindi un piano molto ben congegnato a quello cinese, studiato 20 anni fa, che sta andando avanti e che ha avuto un buon successo. La Russia, questo è importante perché è una novità che ho scoperto leggendo un documento strategico messo sui siti, eccetera. Allora, la Russia dice: qual è la posizione strategica di Mosca verso il resto del mondo? Bene, anche loro si sono accorti che fare la guerra tipo Ucraina con le trincee, eccetera, eccetera, è qualcosa che non ha più nessun senso. Nessun senso. È stato un errore madornale da parte di entrambi, perché la guerra così non si fa più assolutamente. E allora nel 2023, quindi guerra durante, la Russia ha emanato un documento strategico che dice: tutto il mondo è terra di conquista, ma non conquista territoriale, perché di territorio la Russia non ha assolutamente bisogno. È un discorso di conquista economica, tecnologica ed altro. Quindi diciamo che punta in quelle che sono le vere armi da guerra delle prossime guerre che ci saranno, cioè il mondo cibernetico, la politica, le relazioni internazionali, la propaganda, eccetera, eccetera. Perché? Perché si vuole conquistare, dice il rapporto, lo spirito del nemico da dominare per procedere in maniera sofisticata verso il dominio del nemico senza doverlo fisicamente combattere. E questo è un concetto un po' difficile da capire e da comprendere, ma che ci porta nel mondo delle alte tecnologie e compagnia bella. E allora diciamo che l'anima della società nemica che si vuole abbattere va piegata attraverso questi sistemi, ma anche con ambiguità strategica. Dico, non dico, faccio, non faccio, attacco, non attacco, ti dico che ti distruggo, ma poi non è vero, eccetera, eccetera, che crea scompiglio, campagne psicologiche che vengono lanciate nel mondo per le elezioni nei vari paesi, eccetera, eccetera, e microviolenza diffusa, sì, qualche atto di violenza ma piccolo in giro, in maniera tale che non ci sia niente di scioccante per un popolo che lo induca a prendere le armi per reagire. Avete capito? Sono semplici, beh, sono abbastanza sofisticati. Allora, in questo schema, le proteste, magari quelle che avvengono in tutto il mondo, in Europa soprattutto, apparentemente spontanee, e poi anche cellule clandestine, shock diffusi, manipolazione informativa, propaganda, compongono quindi un'unica architettura di pressione graduale e diffusa nei confronti del nemico. Quindi serve a logorare il morale, a paralizzare le istituzioni dei paesi nemici, senza mai provocare quello shock capace di ricompattare il paese attaccato. Ora, vedete, questo approccio ci offre una chiave di lettura utile anche alla comprensione di alcuni eventi ai quali abbiamo assistito in una certa misura, cioè tutti gli attacchi, gli hackeraggi che i nostri sistemi informatici in Europa e nel mondo hanno subito recentemente, periodicamente ne abbiamo sentito parlare. Poi queste micro incursioni nei cieli dei paesi che danno luogo a sussulti di tipo popolare, politici, anche accademici, si comincia a parlare di questo, di quello, di quell'altro. In questo momento attraversano l'Europa intera, i paesi del nord si impauriscono per un piccolo drone di legno che gli arriva oltre il confine, parlano di attacco russo quando si tratta di un piccolo drone da 4 soldi lanciato di là solo per testare le reazioni a un gesto di questo genere. Tutto questo da Varsavia a Parigi fino a Torino, Bologna, Roma, anche tutte le manifestazioni a favore o contro determinate cose possono aver avuto anche una qualche regia di questo genere. E allora vedete, questa è la minaccia che dobbiamo aspettarci dalla Russia, non che ci venga a invadere con i carri armati, perché sarebbe abbastanza difficile. Per cui ti chiederei finisco. le conclusioni di farlo alla fine, il seminario.
Parti con le tue Ma conclusioni. dopo dico altre cose, un attimo. Fammi finire quel concetto. Per dirvi che se dobbiamo temere la Russia, e dobbiamo temerla, la dobbiamo temere sotto il profilo che vi ho detto, non certo quello dell'invasione dei carri armati che arrivino su Milano oppure in piazza San Pietro. È il mondo cibernetico, è l'alta tecnologia, sono le capacità sotto il profilo tecnologico che offrono i grandi sistemi di dati, eccetera, attualmente. Quella è la vera... Allora, immaginate se riuscissero a buttare all'aria tutti i nostri sistemi informatici in Italia o in qualunque altro paese. Non viaggia più un treno, non si fa più un intervento chirurgico, non si va più a scuola, non esiste più l'università, non esiste più niente. Quindi per mettere ai piedi di Pilato, come dicevano una volta, un popolo, non servono più i fucili e le pallottole, serve tutta questa energia. Tant'è vero che il nostro governo in questo periodo si sta adoperando anche da questo punto di vista per incrementare le capacità delle forze armate. E allora c'è questo lancio, un'altra cosa che voglio dire, del ministro Crosetto che ha parlato di leva volontaria. Allora subito la gente insorge, come senti leva, la naia, qua il nonno che ha fatto la naia, bla bla bla. No, si apre ad una nuova realtà militare che vi potrà interessare anche professionalmente nel prossimo futuro, cioè ingegneri, informatici, gente capace di gestire queste cose che vengono assunti come collaborazioni esterne oppure anche in pianta stabile nelle nuove strutture che non le forze armate, ma lo Stato italiano sta mettendo in piedi per quanto riguarda questa difesa cibernetica che è la vera sfida per il prossimo futuro. Quindi quando sentite parlare di leva volontaria, termine sbagliatissimo perché usare il termine leva in questo caso non ha senso, la leva è qualcosa di coercitivo. No, sono possibilità offerte a professionisti del mondo civile di poter collaborare alla difesa globale dello Stato italiano, non solo della parte militare. Chiudiamo subito dicendo che il mondo comunque, come ho detto all'inizio, si presenta abbastanza squilibrato. Diciamo che l'unità dell'Occidente, che se n'è andata, dovrebbe comunque essere rimessa un pochino in piedi, magari con ruoli diversi, ripartendo meglio le responsabilità, non più un capo unico, il grande fratello americano, ma un Occidente dove ci siano, diciamo così, discussioni tra pari in tutti quanti gli stati per ottenere i migliori risultati. Anche per noi comunque è arrivato il tempo delle scelte, non possiamo più rimanere nella bambagia pensando che ci sia qualcuno che fa le cose per noi, quindi dobbiamo cogliere quali sono per noi in questo momento le nostre priorità come Europa, ma anche come Stato italiano, e diciamo che dobbiamo avere una grande attenzione a quello che si sta sviluppando nel mondo, per cui guardare cosa fa la Cina non è solo qualcosa da talk show serale, ma qualche cosa da studiare in profondità, perché la Cina e il governo cinese, sotto il profilo, questo profilo, lavorano molto seriamente. Non è che fanno una cosa oggi e poi domani non la vedono più. Loro hanno un programma che viene, diciamo così, stabilito, verificato, poi quando questo programma parte non lo ferma più nessuno, come è successo con il programma che vi ho detto prima, rispetto al 2025. Bene, diciamo che gli USA se ne vogliono andare? Non se ne andranno mai definitivamente, avranno un posizionamento diverso, anche perché l'Europa agli Stati Uniti, almeno per ora, sotto il profilo economico, fa molto comodo. Non c'è ombra di dubbio, e quindi quello che dobbiamo vedere è se questo mondo e soprattutto l'Europa, che riuscirà forse a riunirsi sotto il profilo strategico, se non altro politico, nella politica estera che è importante, diciamo così, dovrà rimettere in piedi la fiducia dei cittadini europei nelle istituzioni di Bruxelles. In questo momento
In Italia forse si sente un pochino meno, ma se andate in altri paesi dell'Unione Europea questa fiducia non c'è e si auspica un cambio di leadership a livello di Bruxelles, magari anticipato sulle prossime elezioni. Vedremo un po' come succederà. Questa è la situazione nel mondo. Avrei preferito parlarvi di cose belle e simpatiche, però mi hanno affidato questo compito di parlare di squilibrio internazionale e questo vi ho detto. Premetto che io non ho appartenenze politiche né da una parte né dall'altra, né al centro né di là. Quindi faccio, da quando ho smesso la divisa, lo facevo un po' anche prima, l'analista di situazioni internazionali, di conflitti, eccetera. Guardo ai fatti. Non esprimo mai giudizi su chi abbia ragione o su chi abbia torto, non mi interessa. A me interessa presentare a chi mi ascolta i fatti, dopodiché le opinioni ognuno se le fa per conto proprio. Grazie dell'attenzione.